Iniziamo la prima seduta del Consiglio Comunale di questa nuova consigliatura. E Alessandro Scarpamarta, consigliere della lista Brugnaro Sindaco con delega alle isole, dove è votatissimo, a dichiarare aperta la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Venezia. Col coronavirus a Cafarsetti è cambiato tutto. Il rigido protocollo prevede controlli sia al piano terra che all'ingresso della sala consiliare e il posizionamento a scacchiera dei consiglieri per lasciare più spazio tra l'uno e l'altro. Per far sedere tutti si è quindi dovuto trasferire dei consiglieri nei posti della giunta, dove siede anche il rieletto sindaco Luigi Brugnaro, e spostare gli assessori nei posti generalmente riservati al pubblico, che ovviamente non è previsto. Ermelinda Damiano è stata riconfermata Presidente del Consiglio, vicepresidenti Paolo Romori e Alberto Fantuzzo. C'è un lavoro importante da fare con grande umiltà e molta capacità di ascolto per continuare i processi già iniziati, in particolare la riqualificazione urbanistica, il rilancio, l'impegno sulla sicurezza per quanto riguarda soprattutto la terraferma veneziana, dove molto è stato fatto. E poi c'è un lavoro importante che riguarda in particolare la mia delega sul turismo. A 33 anni Simone Venturini è già per la seconda volta assessore. Ancora più giovane il vice sindaco Andrea Tomaello, esordiente a 30 anni a Cafarsetti. Io ho una delega che mi piacerebbe un po' valorizzare, quella dei giovani che da questa città principalmente stanno scappando da Venezia, ma stanno scappando anche da Mestre, e quanto prima cercare di dargli una voce, dargli delle opportunità di lavoro e non solo di lavoro, dargli un'opportunità perché vivano a Venezia, vivano a Mestre e crescano e facciano una famiglia qua nel nostro comune. Tra le figure di spicco dell'opposizione, la più votata dell'intero Consiglio Comunale, Monica Sambo, è stata riconfermata capogruppo del Partito Democratico. Quando si potrà dialogare, quando ci saranno delibere nel quali siamo concordi, noi voteremo favorevolmente, ma ovviamente altrettanto faremo quando ci saranno invece temi nei quali non concordiamo. È evidente che certamente anche dalla campagna elettorale molti temi sono di contrapposizione e su quelli ci batteremo in Consiglio Comunale. Oltre a nuovi progetti per la Giunta, si tratterà anche di proseguire il lavoro svolto finora. Abbiamo il progetto, quello legato alla nuova viabilità della zona Vega, via Torino, abbiamo il completamento di tutta l'area di San Giuliano, quindi ci sono degli interventi che non solo riqualificheranno la città, ma permetteranno anche di metterla in relazione tra le sue parti. Il realizzo della nuova bretella ferroviaria Dese e Aeroporto, abbiamo un occhio di riguardo rispetto alle piccole associazioni culturali e abbiamo di riguardo ovviamente a tutto quello che è il sociale rispetto all'amministrazione.